Per adesso 3-0 per il Cus, ricordiamo il risultato attualmente all'inizio del secondo tempo. Intanto Tilotta ancora a prendere campo. Il suggerimento in orizzontale favorisce i giocatori in maglia rossa. Alla fine Pecorella sull'out di sinistra prova ad autolanciarsi e raddoppiato alla fine. E c'è un brutto intervento, bruttissimo intervento. Allora, espulsione diretta. Espulsione diretta per Pecorella, Cus in 10. No, proprio così è stato. Ma poi se sei stato. Isto Cinzini, viste! Bravo! Assai ballato! Ma pensa giocare, pensa giocare! E allora l'arbitro che prende tempo per verificare le condizioni del giocatore colpito. Calcio di punizione per il Castelvetrano. Anastasi vicino l'appoggio per il pallone di ritorno sbagliato da parte di Fratello. Alla fine pallone in out. Calma tu! La rimessa palla ancora per il Castelvetrano. Tilotta palla lunga, far correre Quinci. Poi la chiusura, giocatori del Cus. La rimessa laterale, subito chiuso. Poi ancora un po' di traffico in mezzo al campo, allontana senza alcun problema Casisa. Cercare anche compagni lì davanti. Arriva in supporto di Marco, sotto di destra, fa partire il destro e Ciulla risponde. Poi ancora Fratello, la palla rimane lì, atterra in 3 uomini, non fischia l'arbitro, il pallone neanche è uscito. Tunnel, poi la palla in mezzo. Tunnel di Wesam. Ora il Cus con il calcio d'angolo adesso. Si prepara a Mazzè al punto di battuta. Si avvicina a Di Marco, il pallone è per lui, ancora il numero 8. Lo scarico, poi il tiro sul secondo palo di Loverso e poi ad un passo dal 4-0 il Cus. Grande mister! Tocca per un momento Casisa, alla fine non è ancora fuori, rimessa laterale per il Castelvetrano. Tilotta palla verso Quinci che tocca di testa, arriva ancora Wesam in mezzo a 2, alla fine allontana Loverso. Recupera palla Mazzè, ancora il numero 10, raddoppiato, frena, cerca spazio, cerca soprattutto compagni, frena ancora una volta, ritorna dal proprio lato, la palla in verticale verso Wesam, la chiusura poi. Da parte di Fratello, allora rimessa laterale per il Cus Palermo. Si prepara Wesam con le mani.
Si scontrano i due compagni, non si capiscono. Allora regalano il pallone al Castelvetrano. Tilotta. Con la Tilotta chiude l'1-2 col compagno. Prova a riproporlo, ma c'è l'anticipo per un momento da parte di Loverso. Alla fine ancora Tilotta, recupera palla. Si allungano le squadre. Dall'altra parte allora c'è Quinci. Quinci, palla in mezzo. C'è la chiusura di Ricalzi. Calcio d'angolo allora per il Castelvetrano. Palla in mezzo, rimane ancora lì. Alla fine allontana Marcianò. Nastasi mette giù. Poi prova un po' in diagonale. Chiuso ancora da Wesam. Poi in verticale per far correre Mazzè. Usa anche le mani. Lo sa fin troppo, siamo il direttore di gara. Calcio di punizione per il Castelvetrano. Tilotta. Chiusura di Loverso. Poi allontana. Si indugi lo Iacono. Ora che rimane lì. Allora Fratello si ferma. Vediamo se si riesce a guadagnare una rimessa laterale. Proprio così. Ora con le mani il Castelvetrano. Proprio con Fratello. Colpo di tacco di Civello. Alla fine ancora Civello. Palla che rimane lì. Allontana Marcionò. Up and down. Mette giù Tilotta, che l'incolla al sinistro. Poi allarga il gioco per un momento il Cus. E poi ancora tanti tocchi. Alla fine il Castelvetrano si sta facendo molto pericoloso. Palla un po' timida di ritorno verso Cognata. E allora la palla finisce fuori. Rimessa da per il Castelvetrano. Norrito alla fine recupera palla Marcianò e prova ad uscire proprio palla al piede. L'appoggio sul compagno che non riesce ad agganciare. Ancora Mazzè. Palla ancora verso Mazzè però, che mette giù. Mazzè si prende tempo, converge, un'altra sterzata. Alla fine allarga. Zona di Wesam. Non fa partire il traversone. Ancora un altro giro verso Mazzè. Adesso si è andato a chiudere per il numero 10 e perde palla sulla pressione di Fratello. Allora la ripartenza del Castelvetrano con la palla però decisamente buttata. Lo Iacono se la ritrova lì. Wesam con il 19, sguardo in mezzo. Parte il cross allontanato. A raccoglierlo c'è Di Marco. Ancora il numero 8, prova a puntare. C'è una deviazione. L'ultimo a toccare proprio il numero 2 del Castelvetrano. Acquisto, dunque rimessa laterale per il Cus Palermo. Up and down direttamente in mezzo. Wesam prova a fungere da torre per un momento. Arriva anche Loverso. Prova col destro deviato. Flipper sempre in aria. Adesso allontana i pericoli Castelvetrano. Grazie a Cognata che allontana ma concede una rimessa laterale proprio ai giocatori in maglia rossa. Ma io quando il capo era chiuso a cambiare. Non l'avevo capito. Ciao. Adesso il Cus con la rimessa laterale. Appoggio verso Leonardo che alza questo pallone, lo rimette giù, ancora prova la serpentina
e col palleggio a passare in area di rigore. Alla fine per un momento il Castelvetrano, poi Wesam col fisico parte il sinistro, finisce centrale però a conclusione del 19. Ora Ciulla agguanta subito per far ripartire il Castelvetrano, che è sotto di 3 gol ma è sopra di un uomo per l'espulsione qualche minuto fa proprio di Pecorella per il Cus Palermo, elemento che fino a quel momento era stato molto importante proprio per il Cus. Rimessa tale per il Castelvetrano allora. Marcionò con la testa, allontana per un momento De Carli, poi la palla è uscita, quindi un'altra rimessa laterale, Tilotta batte lui, cambio gioco ma c'è Wesam in anticipo con la testa, poi col palleggio Casisa va in avanti verso Mazzè. Però la chiusura per un momento di Marcianò, alla fine dall'altra parte c'è Quinci. Civello per un momento, ancora Quinci, rialza questo pallone, palla ancora alta, usa troppo le mani Casisa, dunque un'altra munizione. Quindi Pioggia adesso che diventa anche un elemento via Monreale. Tanto calcio di punizione per il Castelvetrano. Tilotta, larga palla, poi rasoterra e Quinci lascia scorrere. L'ha fatta a guanta senza problemi. Ora attende che si alzi nuovamente il baricentro dei propri giocatori. Palla direzione Mazzè, intercettata. Ancora il Castelvetrano con Norrito, alla fine palla recuperata da Casisa. Mazzè prova a sfuggire agli avversari, alla fine rimessa tale proprio per il Cus Palermo. Che cazzo ci fa lo schifo? Mazzè non riesce a far partire il cross, fermato il giocatore del Castelvetrano e poi provano a ripartire ma regalano il pallone ancora una volta al Cus. Attenzione alla pressione sullo Iacono che adesso rinvia e il pallone diventa buono per Mazzè che scivola, però avevamo detto che la pioggia sarebbe diventato un elemento principale in questa gara e qui perde l'appoggio proprio Mazzè e sfuma l'occasione per il Cus. Intanto Tilotta con calma il Castelvetrano allora. Nastasi palleggio del Castelvetrano, cerca uno sbocco, palla verso Fratello che passa, fa passare anche il pallone, anche scivolata, lo fa suo, poi Quinci, cross in mezzo, la chiusura da parte di Licalzi.
Calcio d'angolo allora per il Castelvetrano. Tilotta sul punto di battuta per lo scarico, fuori dove c'è Nastasi, questa volta non funziona lo schema, la palla in verticale verso Mazzè, la chiusura però con l'anticipo. Allora c'è la rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Tilotta in verticale per far correre Quinci, non ci crede fino in fondo il numero 7. La palla ancora in gioco, adesso è uscita invece, anche il direttore di gara se ne è accorto, dunque adesso c'è la rimessa laterale per il Castelvetrano. Civello con le mani si appoggia verso Tilotta, prova a cambiare il gioco, il colpo di testa alla fine. Non lo so, ci ho provato, se no viene il tabellone storto. L'ho rimessa al fondo per il Cus. L'altra metà campo a cercare ancora Mazzè, che deve fare il reparto praticamente da solo, il numero 10. Deve far correre Tilotta, l'anticipo però di Loiacono, le palle in verticale, Mazzè la può tenere in gioco, è così, ancora il numero 10, prova a convergere. Finta e controfinta, alla fine cerca di guadagnarsi il fallo, ci riesce il numero 10, calcio di punizione per il Cus Palermo. Adesso terra dentro l'aria, una deviazione molto pericolosa. Allora sarà corner per il Cus Palermo. Ora Mazzè, rasoterra, il pallone di Calzi, poi la chiusura adesso di Marciano dall'altra parte, ancora Marciano, poi palla in avanti, gettata in questo caso. Per un cambio per il Cus entra col numero 16 Runfolo ed esce Loverso. Quinci ancora a duello con Loiacono, la fine palla che esce. Allora, rimessa al fondo per il Cus, ancora una volta profondo, sempre a cercare Mazzella, chiusura di Nastasi, poi Tilotta, mezzo al campo, palla che scorre, allora col palleggio Cassisa, palla persa però per un momento, che alla fine arriva lì Calzi ad allontanare.
Ancora una volta Castelvetrano, possesso del pallone con Quinci, destro-sinistro, ancora il numero 7 con l'esterno, corre il compagno, traversone raso terra. Era il favore, discepolo! No, io lo vedo dall'alto che sono in viaggio, non lo Messa da lei per il Castelvetrano allora, Fratello. Con cross. Palla però facile per Casisa che fa correre il neo entrato Runfolo. Palla larga, poi in mezzo ci ha provato De Carli. Palla fuori misura, allora fuori. Fratello in verticale. Quinci. Ancora Quinci, manda a vuoto l'avversario, poi prova con il destro. Non Rito, palla che finisce alta. Mazzè tiene il fallo, nella stessa opinione dell'arbitro, lascia giocare allora i gialloneri del Castelvetrano e si fanno pericolosi. Allo spazio per il tiro Bonino, poi ha risposto la Fata. Allora palla adesso in out, corner proprio per il Castelvetrano. Tilotta sul punto di battuta. Numero 5 decisamente tra i migliori in campo per la propria squadra. Cross in mezzo, il colpo di testa di Civello, palla che alla fine finisce fuori. Allora rimessa dal fondo per il Cus. Altre sostituzioni allora per il Castelvetrano, ben due. Entrano Foscari e Salerno, rispettivamente col numero 3 e col numero 17 allora per il Castelvetrano. Si prosegue con la rimessa al fondo per il Cus. Tilotta ancora una volta di testa a raccogliere il pallone, renderlo giocabile per il compagno. Poi marciano tutti a vuoto, alla fine Tilotta perde l'equilibrio da terra, poi resta il fallo in favore del Cus Palermo. Tilotta protesta, c'è poco di cui protestare, allora calcio di punizione per il Cus. Avanti, beh! Signore, indietro! Tira, beh! Alla semplice qui per Ciulla che raccoglie. Adesso con calma il Castelvetrano che avanza con tanti uomini, a centrocampo si schiera praticamente con 5 uomini tutti in linea. Intanto Quinci in mezzo a due, vince anche un rimpallo, poi arriva lo Iacono che con l'addosso all'avversario. Arbitro normale, arbitro! Beh, figliuolo, arbitro! Lontano lo Iacono, palla che rimane lì. Ancora Runfolo però a recuperare il pallone, il numero 16 fino in fondo. Ancora Runfolo,
di forza, di fisico e di velocità il numero 16, riesce anche a far ammonire l'avversario. Allora calcio di punizione per il Cus Palermo. Da lì si può andare direttamente per un cross in area di rigore, 3 uomini in maglia rossa e 6 a difendere. Cross è rasoterra e poi tocca però la parte sbagliata della rete. Comunque rimessa al fondo per il Castelvetrano. All'inverticale, intercettata lo Iacono, in verticale verso Mazzè, ancora il numero 10. Con calma poi verso Licalzi, ancora in verticale, direzione Runfolo stavolta, ma c'è Nastasi che poi però rischia, palla e finisce fuori, rimessa laterale per il Cus Palermo. Ancora Casisa, fino in fondo. Atterrato qui Casisa, numero 4 che si rialza adesso. Casisa ancora fino in fondo, la chiusura di Fratello. Viene a toccare proprio il giocatore in maglia rossa. Allora rimessa laterale per il Castelvetrano. È la quinta giornata. Ci stanno dicendo che c'è. È la quinta giornata. Si è detto a mio figlio che c'è. No, un ragazzino che giocava con me vicino a lui. Aveva 5 anni. Aveva 5 anni. Runfolo. Ancora Runfolo, converge. Prova a allargare il pallone per il compagno. C'è però intercettazione. Fine marcia non fa passare il pallone dall'altra parte. Rimessa laterale in favore del Castelvetrano. Rimessa a ribattere. C'è un attaccante, Tilotta. Qui svirgola il numero 5. Poi diventa giocabile per Wesam. Ancora col fisico. Wesam in mezzo a due. Ancora il 19. La sterzata. Poi cerca spazi sull'out di sinistra dove ci sono ben 2 giocatori in maglia rossa. Mazzè col tunnel. Mazzè fino in fondo. La serpentina. Ha atterrato. Questa volta non indica il dischetto il direttore di gara. Soltanto calcio d'angolo per il Cus Palermo. Sì, rimessa dal fondo, già battuta per il Castelvetrano. Di Salerno che non passa. Nordito. Tilotta. Va di ritorno per il compagno. Alla fine c'è in vantaggio De Carli. Ancora Di Carli.
a toccare però è stato proprio il numero 14 del Cus. Allora rimessa laterale per il Castelvetrano. Va direttamente in verticale. Di Marco con la testa per un momento, poi De Carli prova a allontanare, vediamo che è l'ultimo a toccare stavolta. Contro il Castelvetrano, allora la rimessa sarà in favore del Cus Palermo. Lontana Anastasi. Mette giù Casisa col petto. La palla che rimane lì, giocabile. Il Castelvetrano. Tilotta. Di Maio verso fratello. Anastasi. Tilotta, sguarda verso la porta, parte il destro. E la fatta risponde. Poi allontana ancora una volta Casisa. Palla in out però. Messa laterale per il Castelvetrano allora. Un altro cambio questa volta per il Cus. Entra Messina col numero 20. Esce Mazze, il numero 10. Tilotta. La palla le mani lì. Ancora Tilotta! E questo è un grande gesto di La Fata che vola sotto al 7 e sventa ogni pericolo che nasce sempre dal numero 5 del Castelvetrano. Proprio Tilotta sul punto di battuta. Tilotta, palla in mezzo, la difesa del Cus che funziona bene. E sto per anche ripartire. Col neo entrato Messina lascia lì il pallone. Ancora 1-2 tra Messina e De Carli. Palla che adesso finisce in out. Un altro giocatore pronto però per Castelvetrano. Anzi no. Comunque rimessa laterale proprio per i gialloneri. Da ribattere, indica il direttore di gara. Il Castelvetrano cerca uno spazio, la costruzione dal basso. Anastasi in verticale. Ancora Di Maio. Palla ancora per Di Maio, c'è la chiusura però di Licalzi. È messa laterale per il Castelvetrano. % di Wesam per un momento. Poi Messina non riesce a gestire il pallone. Adesso la chiusura ottima in questo caso. Da parte del Cus, da parte di Loiacono. Mette giù Messina. Ancora il 20, porta palla. Qui a duello con Tilotta. Alla fine l'arbitro comanda un calcio di punizione in favore del Castelvetrano. Occhio! Anastasi direttamente in porta. Palla troppo alta.
La rimessa dal fondo per il Cus Palermo, si prepara la Fata. Colpo di testa da allontanare, alla fine si accontenta della rimessa laterale dei Carli. Messina mette giù con il numero 20. Poi deviazione, dunque rimessa laterale ancora per il Cus. La buttata da Casisa. Messa laterale per il Castelvetrano, già battuto. Nastasi all'indietro verso Ciulla. Promento Foscari, poi ancora per il Castelvetrano in gestione. Adesso ma devono cercare spunti in verticale, la chiusura fallosa secondo il direttore di gara da parte di De Carli. Calcio punizione già battuta per il Castelvetrano. Tilotta ancora in mezzo a 3, il numero 5 perde per un momento il pallone, possesso però ancora giallo-nero, questa volta atterrato fallosamente. Calcio di punizione, doppia ammonizione, dunque era già stato ammonito Casisa, dunque espulso anche lui. Cus Palermo che deve finire la gara in 9 uomini. Io non l'ho visto che C'è proprio Messina appena entrato per rimediare ai 9 uomini. Io mi immagino una partita 0-0, carica, va bene armato. Se fosse 0-0 per ora, mica, quando ho visto l'ammazzato, non ballare. È un ballare. Ci vediamo sempre noi al questo poi finisce poi viene a questo non è più grande. Io finisco con i È entrato Gua col numero 17 proprio al posto di Messina. Occhio! Tilotta col destro! Ecco il gol del Castelvetrano. Segna e si porta a -2. Sono circa 5 minuti o anche meno, contando il recupero. Palla in verticale, direzione al Runfolo, ancora Runfolo. Tieni il pallone, la chiusura poi di Nastasi, l'ultimo a toccare. È stato proprio Nastasi, allora calcio d'angolo per il Cus Palermo. 2 minuti, 2-3 minuti. Si avvicina lo Iacono, tiene il pallone sulla bandierina, lo Iacono. Palla in verticale allora per far correre Di Maio, cioè la chiusura di La Fata, il netto anticipo.